Veramente, se lui, cacchio, sono rimasto colpito. Beh, vanno a pubblicare, certo. Ok, allora, il passaggio ragazzi, ecco siamo arrivati. Il passaggio segreto, quello che io avevo scoperto è questo qua. Le scale e porta su. Lo vedete? Provo a illuminare, a zoomare. Porta su. Adesso noi andiamo a vedere che cosa c'è là sotto. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for long, long years. Stole many a man's soul to waste. And I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you get my name. Sì, guarda, guarda, Eli, guarda. Non abbiamo risolto niente, ragazzi. Qui mettiamo, sapete dove mettiamo i piedi, ragazzi, che qui ci possa essere. Sì, ragazzi, imparate a saltare. Ah, ok, devo imparare a saltare qui. Non ne ho voglia, non ho più. Aspetta, vai. Bravissima. Ce l'hai fatta? Adesso tocca a Indiana Jones. Tieni là il coso. Dai, Indy, come si chiama la compagna di Indy? Ah, aspetta, ma è chiuso. Oh no. Ascolta, controlla se è aperto. C'è una scaletta. Eh? C'è una scaletta. Allora, adesso andò Lara Croft, Elisa, la nostra Tomb Raider sarda, a vedere se lì si può proseguire. Com'è la situazione? Beh. Quindi salgo? Ok. Dovessi prendere Charlie. La canzoncina non te la canto più. Guardiamo le scale. Che belle che sono, Farmi i fanghi molto. Questi ragazzi costano 200 euro. Perché se tu sai come salire. Ah sì, l'hanno chiuso. Sì. Ormai dobbiamo Però non vuole un progetto di fertilità. dobbiamo trovare una specie di lavaggio. C'è dell'acqua dentro. Ma l'acqua sporca. Ma che è? Al massimo blu. Senti, questo lo rimetti nella zaina. No, guarda, mettetelo come, diciamo, come li mettono i Jones. Mezzo s'anima. I Jones. Ragazzi, fa caldo. Siamo
siamo bolliti. Stiamo entrando in questa fessura, guardate che fessura stiamo entrando ragazzi, e qui dentro c'è una grotta. Ma che figata è! Aspetta poco poco che c'è una borsa più grande di me. C'ho... Oh. Questa borsa è... Ma sai che ma sei... Ah, la botola! Ragazzi, non ci posso credere, ma dove ci troviamo ragazzi? Incredibile! Io in questo posto non sono mai stato. Ah, qui c'è una specie di porticina fatta. Ma non c'è nulla. Vedete cosa c'è? No, proviamo a scendere e salire lì. Secondo me finisce così, lo so. Sì. Bene. Sì, non c'è nulla. Sì, abbiamo trovato questa piccola cavità, un altro rifugio. Qui qualcuno si sarà impiccato. Beh, sì, veramente. Ragazzi, se c'è una presenza, Batta un colpo. batte un colpo. Sì. Abbiamo anche delle scarpe antiche del 1943. Piatti, anche appoggia vasi o appoggia padelle, quello che è. Però qui ci sono oggetti archeologici. Questo è un piccolo vasetto. Mettiamolo qui. Vediamo che cosa ci sarà di bello. Vediamo un po'. Vediamo un po' che ci sarà di bello. Sì, scarpe proprio ovunque. Ehi, ciao amore! Come stai? Tutto bene? Si vai lì? Sì, stavo guardando un attimo la mappa. La mappa? Tu c'è la mappa? Google Maps. Usi la geolocalizzazione, più o meno vedi dove sei. Ah, ok. Capito che c'è la mappa proprio esplorativa di Vigil. Figo! Non te lo direi così perché poi ti dovrei uccidere. Lo so. Solamente Tomb Raider la può avere. Andiamo? Io ci stavo per mettere la mano nel montone di merda. Va. Stavo pensare così. Ok, dai, io comincio già a uscire. Siamo saliti qui per niente. Ah, si è staccato un altro piede. Stai perdendo tutti i pezzi. Charlie. Charlie, vero? Senti, adesso dove andiamo? Adesso possiamo andare tranquillamente. Sì, adesso poi usciamo. Quella è la cosa molto più importante, uscire. Così. Bene, grazie. Secondo me Cagliari ha fatto tutto di Lego. Via, ciao. Ok, mettiamo i piedi. Ok, adesso dobbiamo riscendere giù. Guardate ragazzi, la scalinata. Aspetta, qui cosa c'è? Ah no, niente. Ok.
giungere qua. Quantità 5. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. No, si è rotto. Raga, like, condivisione e soprattutto no, da qui lì. Guardate. Vedete cosa c'è? Ah, ok. Ragazzi, che cosa ci sarà qui sotto? Andiamo a vedere. Tamara. C'è un bel casino. Non ci posso credere, guardate. Qui cosa c'è? Un pozzo? Ah no, è una fessura. Qui cosa c'è? Che macchinaro! Che macchinaro! Guardate, che macchinaro! Che stravaglio! Guardate, che macchina! Sì, qui cosa c'è? Aspetta poco a poco, continuare qui. Sì, guardate. Qui cosa ci sarà? Qui c'è un'apertura che va sotto. Vedo se con me. E lì! Guarda! Qui c'è una scala che porta giù, su. Ah, ok. Sì, c'è una scala che porta su. Bene ragazzi, adesso noi stiamo proseguendo. Esplorativa. Dobbiamo salire dove eravamo prima. Ok. Ok. Ma appunto l'ho rovinato. No, non è. Bravissima. Tieni di queste rocce. Ok, ci abbiamo fatta. Tutto questo percorso abbiamo fatto, ragazzi. Non ci posso credere. Ragazzi, andiamo via. Andiamo direttamente in un altro posto. Vai, let's go. Allora, tu pensi che questo sia il punto preciso dove qui c'è il mostro radice? Sì. Beh, in effetti è vero, questo albero è abbastanza secolare. Deve essere qui sotto. Ma l'entrata come mai deve essere qui sotto? Vedi che è chiuso. Ah. Vedi che la radice... No, non è una radice. Ecco. Cacchio. Io ci ho fatto, però quello non era cemento, vero? Beh, in effetti sì, perché noi siamo andati là. O magari che sia fra questi alberi là. Questo che state vedendo è una ripresa che io sono rimasto scioccato dalla sporcizia, dal disastro
è dal non rispetto di un parco archeologico dove Cagliari ci vuole trasmettere la sua bellezza. Vi prego, miei cari cagliaritani, il sindaco o chiunque chi sia che sta gestendo il posto archeologico, mi piacerebbe salvarvi. Sì. E che qualcuno mi possa darmi una mano, che mi possa far entrare, ma tanto nessuno non mi dà retta. Perché pensano a loro se stessi, pensano che io sia un personaggio, persona fulminata, e quindi non mi danno retta. Ah, è un Indiana Jones. È questo che volete. Volete prendere in giro solamente un ragazzo che vuole un suo futuro, No, che no, anche l'hanno pure chiuso. ha la voglia di salvare L'hanno un posto chiuso. archeologico. Volete lasciare così il parco distrutto? Allora è un problema vostro. Allora d'ora in poi non criticate tutti i ragazzi che vanno a esplorare, perché non sono quelli i vostri nemici. Sono quelli che odiano la natura e voi sapete chi sono. Vai, tu vicino dove c'è. Sì, le catacombe. Mica dell'acqua, che bello. Apriamo, poi c'è certo, poi faccio pure i piedi. Qui l'hanno sigillato. Qui l'hanno sigillato. Peccato. Vedi, questo perché c'è un'altra galleria mineraria. E invece Ma l'hanno... questa è una di quelle che abbiamo visto chiuse da Dan, il giro che abbiamo fatto. Ah, ok, quindi è uno dei percorsi, qualcosa che abbiamo già fatto. Per dare un'occhiata. Sì, questa è una famosa galleria dove fanno entrare il turismo. Però qui finisce qui, perché lì c'è la frana. Sì, 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 certo, perché è una cosa che finisce sempre qua. Qui l'avevo tutta completata io. Vedete? Si prosegue e poi dopo un po' finisce. C'è una chiusura. Sì. Ecco la fialetta. La fialetta che l'avevo appoggiata qui, spero che qualcuno non l'abbia buttata via. Ma tanto nessuno non lo fa. Infatti qualcuno l'ha buttata via. La colpa per te. E io lo rimetto dove era prima. No. Cavolo, l'avevo appoggiata. Minchia, questa è una bella idea, dove cacchio l'avevo appoggiata? No, cavolo, l'avevo... Mettila qui in equilibrio. Equilibrista. Visto? Così. Io non si chiede come sia rimasto. Bottiglia fantasma. Guardo leviosa. Ok, stiamo uscendo.